You ass! Come here, ass! Fuck! Crediamo in un'Italia al passo coi tempi. Crediamo in un'Italia che dia voce a ogni singolo individuo. Un'Italia che metta tutti i cittadini sotto i riflettori. Facciamoci una foto, Un'Italia piena di telecamere. Un'Italia in cui sono tutti famosi. Una foto insieme. Come sei bravo. Se anche tu vuoi diventare famoso alle prossime elezioni, vota a me. Alle prossime elezioni, vota a lui. Vota tutti famosi. Questo programma è offerto da... Bravissimi! Ah, che ramarri, che balbuzie! Che spocchiosi torquati tassi! Ah, questa è senz'altro la marmaglia dinoccolata più spremuta a cui abbia mai assistito. E sa cosa le ficco? Ficchi! Che un plauso va fatto anche al pavido bell'imbrutto, che non mi fregno di deprimere Barbavieto la ribelle! Giugno! Com'è bello? Dica. Invero non capisco il senso delle nostre vocabolarie. Certo, con l'onore, perché noi abbiamo da poco sbrindellato con Svamberol. Per ballo. Dalle antiche sorgenti qualsivoglia arriva Svamberol, la bevanda che ti fa parlare a vanvera sembrando che dici cose sensate. Il tuo sorriso si arrampica su gabbiani monocromatici. Oh, ma io già ti amo! Svamberol, provalo anche al bar. Ho rivisto il rapido binocolo e gli ho detto papà! E dove stava l'ugola? Ma sarà di certo intestato a un baldacchino! Svamberol, usato dai politici di Mezzomonte. E allora sbrindelliamo i peperoni. Certo, come un rombo di comignolo. E ora MTG Netto con Oscar Carota, Gio Cagna, Salvo Sbagli e il pluriraccomandato io! Ciao a tutti dall'MTG Netto! Porca troia, che come sapete ho perso la politica per un voto, però chi se ne frega, così tanto posso tornare a fare quello che mi piace di più, cioè il giornalaio. Purtroppo dopo che è successo hanno sequestrato tutto a Papino e quindi io con la mia paghetta mi sono comprato tutto stambarasbam. Così potrò diventare bravo come Mario, il mio fratellone. E partiamo subito con la prima. Uno è morto. Non è ancora morto, ma ci sono buone probabilità. Ce lo fa vedere Oscar Carosca. Oscar, ci sei? Sì, Mario, ci troviamo su questo terrazzone dove ci siamo dati appuntamento col signor Tristeforte per riprendere la sua sensazionale morte in Full HD. Pensate, questo quasi morto di fame, poverino, ci ha contattato nei giorni scorsi per farci vedere quanto è bravo a schiattare. Ma sentiamo le sue ultime parole prima di crepare. Sono una merda, Non ho famiglia, non ho lavoro.
Gli amici mi schifano. Anche il mio cane mi ha abbandonato l'autogrill. Puzzo, lo senti, puzzo. Puzza, bene, ottimo, però adesso muoviamoci perché i nostri telespettatori morbosi sono ansiosi di vederla spiaccicato a terra. Vado? Vada! Ho paura. È molto alto, ho paura. Molto alto. Ma cosa possiamo... Vuole una spinta? No, una spinta no, perché poi sarei complice. Vuole delle brutte notizie? Beh, me le dia. La disoccupazione in Italia è a quota 12%. Ma tanto io non ho lavoro. Non ha un lavoro. L'IVA è al 22%. Ma era previsto. Era previsto. Le zucchine sono aumentate di 20 centesimi. No, le zucchine no! Ho visto tutto! Ottimo! Che splendido raccapriccio! Bene, 6,5, 7, perfetto, il morto è uscito bene, ma per il prossimo cadavere abbiamo deciso di chiedere proprio a voi, con il nostro sondaggio new. Chi vorreste vedere ammazzarsi nella prossima puntata? Un politico? Un personaggio famoso? Oppure un buffo clown? Mandate un SMS all'845 40 40. In regalo potreste ricevere la fantastica suoneria di Schwarzenegger. Bene, da questo terrazzone è tutto. A te... Era uno zingaro! Ora lo scrivo su Twitter! Bene, era uno zingaro. Chi lo sa, vi lasciamo con questo dubbio. A te la linea, Mario. Magari fossi Mario. Però posso iniziare a fare una cosa. Mi tolgo sto vestito da politica, mi rimetto quello vecchio mio, la divisa da giornalaio. Oh, eccomi. Allora, ora invece passiamo, dopo i morti di poco fa, parliamo di quelli che stanno un po' prima, i vecchi. Cambiano le regole per prendere la pensione. Ci dice tutto Oleandro. Porca troia, mi sono scordato. Oleandro... Cioè, un attimo che ce l'ho scritto sul block notes a casa, Faccio veloce, rimanete sintonizzati. La nuova riforma delle pensioni 2014 prevede alcuni cambiamenti. Vediamoli insieme. Da oggi la pensione di vecchiaia si conseguirà dopo i 94 anni e solo per i cittadini che avranno versato almeno 93 anni di contributi. Per accedere al contributo pensionistico ogni cittadino dovrà bere un bicchiere d'aceto in meno di 6 secondi, catturare e portare a Micene Cerbero, il cane a 3 teste guardiano degli inferi, correre i 100 metri in meno di 10 secondi con i pantaloni calati, convertire un capitone alla religione cristiana, finire il videogioco Street Fighters con il personaggio di Ryu ma senza fare mai la palletta di energia. Per ulteriori informazioni visitare il sito baron.it. Ce l'ho, Oleandro Spatola. E ora passiamo allo sport. Uno ha fatto un salto con gli sci talmente forte che non è più atterrato. Non sto scherzando. E che ne so dove sta? Sarà disperso nei cieli. Se prima abbiamo parlato di vecchi, adesso parliamo di vecchi. Ma non i vecchi di mo', i vecchi di una volta, quando il mondo era in bianco e nero. Vediamoli. Eccone uno. Pussa via. Come non eravamo. Un tuffo nel passato con la voce di Nevio Nipoti. Quella che vedete è la piazza principale di Acitrullo Brutto, paese nel quale Arcanio Cedrone ha lasciato purtroppo tutti i suoi cari, perché è emigrato in Danislandia. Li vediamo ora riuniti per essere veduti dal loro parente mancante. Figlio carissimo, qua stiamo tutto bene. La bambina ha spercinato, gli sono cresciute le mammelle.
molto bene. Il nonno ha perso anche il secondo braccio in un incidente di trattore molto bello. La nonna chiede sempre di te, anche se è morta da 5 mesi. Se l'abbiamo portata, ti saluterebbe tanto. La bambina vuole dirti una poesia. La neve, cade la neve è caduta e adesso è tutto bianco. Un albero si specchia nell'acqua e si trova grasso. Parola, frazione di cartello. Ci troviamo sulle sponde del torrente Fiumetto, dove l'infaticabile Attilio Speranzoso, contadino locale nonché visionario inventore, starà di certo architettando qualcuna delle sue geniali diavolerie. Signor Speranzoso, quale geniale diavoleria sta architettando quest'oggi? Sto versando la candeggina nel torrente. Candeggina nel torrente? Che storia è mai questa? Perché ultimamente ho notato che il torrente era troppo torbido e allora ho pensato a un modo per poterla ripulire e ho pensato alla candeggina. Che mirabile stratagemma! In vero l'acqua è vieppiù cristallina, ma mi domando cosa ne dicono i pesci? E i pesci, loro sono più puliti. Guarda, ne ho pescato uno adesso. Guarda com'è pulito. Santi numi! Ma questo pesce è pulitissimo, già pronto per la tavola. Complimenti, signor Attilio. Grazie, Nevio. Ci spostiamo nel paese di Fognabella, patria di Antuonio Carmelo Bene, che attualmente si trova nei paesi dell'estero per lavoro. I suoi cari, riunitisi presso il tombino simbolo del paese, lo salutano con affetto. Figlio carissimo, come stai? Qui tutto bene. Il tempo continua sempre a non piovere. Contemporaneamente il raccolto è marcito molto bene. Antonio, perché non scrivi mai? Stiamo bene. Noi vorremmo sapere anche di te. Come stai? Se stai bene. Anche la tua fidanzata sta bene. Mentre ti aspetta, si è accoppiata con Don Martirio. Antonio, perché non vieni? Sbrigati almeno per il nostro matrimonio. Sbrigati almeno, il matrimonio. Temporaneamente il nonno è cresciuto ed è diventato grande. Ciao, Antonio. Guarda quanto sono cresciuto. Antonio, torna al nonno tuo, torna. Ciao. Stammi bene, vostro padre. Salute, vostra madre. Zitta. Non fa parlare per me. Io parlo, il capofamiglia. E ora diamo uno sguardo al meteo. Sole, 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 sole tutto il giorno, sole 24 ore. E ora passiamo alle malattie con Ippolito Germers. Buongiorno. Il pene perplesso, l'alluce vago, i cafoni. Queste alcune delle patologie di cui ci occuperemo un'altra volta, perché oggi parleremo di una malattia molto grave che colpisce un italiano, il signor Poveracci. Buongiorno, Ippolito. Buongiorno, Poveracci. Che cosa la affligge questa volta? Purtroppo basta poco per farmi venire un coccolone. Un coccolone. E quando le capita? Le capita spesso, le capita di rado? Quando le capita? Mi capita quando prendo uno spavento o mi emoziono. Allora vediamo con un contributo video come la vita del signor Poveracci è condizionata da questo brutto male. Dammi il portafoglio, t'ammazzo! Madonna mia! Stammi vicino, vicino! Fammi le coccole, dai! Io ti voglio bene! Dillo che tu mi vuoi bene! Dai, dimmelo! Oh, eccomi qua! Fammi le
coccole, dai! Via! Sì, No, dai! adesso, sono 20 anni che mi capitava! Vai, via! Ma... Non te la do mai più! Dai, fammi le È colpa tua. Dai, no! Mi hai fatto perdere l'occasione. Dai, ma io voglio le Dopo coccole! 20 anni. Bene, abbiamo visto che i problemi del signor Poveracci sono davvero seri, ma grazie ai laboratori Nicidia abbiamo trovato una soluzione per il nostro paziente di fiducia. Oddio, che mi avete fatto? Mi avete chiuso in una gabbia? Che paura! Mi sta venendo un coccolone! Vieni qua, stammi vicino. Vieni, fammi le coccole. Oh, Madonna. Sì, fammi Funziona. le coccole. Che dai. bella cosa. Come vedete, grazie a questa enorme gabbia, il coccolone non può più interagire col paziente. Dai, fammi Adesso le un po' mi coccole. dispiace. Stammi vicino. Mi c'era affezionato. Io vi do appuntamento al prossimo malanno e buone malattie a tutti. Ecco qua, sì, fammi Ecco, è venuto anche a me il coccolone, ma io non soffro di questa patologia. Ma fammi le coccole, dai. Sì. E ora una rubrica di cucina calabrese, troppo piccante. Ce la racconta Gio... Gio... Porca troia. Un attimo me la so segnato, Qua sulle mani niente. Dove l'ho segnato? Gio... Madonna, qua ce l'avevo. Gio... Niente, mi viene banana. L'italiano senza amante è come un tarago senza branchie. Così recita uno storico proverbio. Ma è proprio vero che l'italico medio non può fare a meno del classico vizietto? Andiamolo a scoprire con la nostra rubrica Troppo Piccante! 4 etti di salmone. Salamone! Ho detto salmone. E non ce l'ho il salmone, signor! Oh, che grande dispiacere. Cazzo! Mi scusi, lei è sposato? Io ancora io sì, c'ho mia moglie, ma niente di che. Una cosa. E senta un po', oltre alla moglie ha anche un'altra compagnia, diciamo un po' speciale? No, c'ho mia nonna, il cane o Salamone. Su, non faccia il timido, ha capito a cosa mi riferisco? Non ha un amante? Riferisci, ho capito, ma non lo posso dire davanti alle telecamere. Mi sputtana e le bambine a casa. Magari chi non deve sentire può tapparsi le orecchie per un momento. Tappa le orecchie. Marina, tappa le orecchie, che questo non lo puoi sentire. Mi a mia suocera sull'affettatrice con 4 etti di cotte nella lo salamone in e gli faccio: lo vuoi lo scondrino, Lo vuoi lo salamone o no? Ma neanche. E ora parliamo di cinema. E a proposito, fatemi salutare un mio amico regista, uno dei più grandi in Italia. Ciao Salvatore! Ciao Salvatore! Siciliano. E ora un film di Ugo Tira l'albero. Ancora qua stai? Vattene! Lo scienziato aveva lavorato alla sua creatura per tutta la vita. Edward! Ma la crisi non gli aveva permesso di completarla. Purtroppo non ho più soldi per farti le mani. Poi lo scienziato ebbe un colpo di genio. Dagli autori di pochi altri film, Edward Mani di Astice, il nuovo film di Ugo Tira l'altro. Adesso però abbiamo finito. Come sono andato? Vi sono piaciuto? A me sì. Avete visto? Basta con questa storia che sono solo raccomandato. Io sono un grande giornalista. Diventerò come Mario. E infatti già dalla prossima puntata gli assomiglierò sempre di più. Ci vediamo domani. Come sempre...
Ciao. Ehi, che è un black block? Aiuto! Aiuto! Ai ai ai.